I primi segnali di piccoli focolai in ambito scolastico si erano avuti nelle singole province. Ora è la Regione a fornire la fotografia generale della situazione dei contagi tra gli studenti con i dati aggiornati al 27 aprile. 1270 gli eventi attenzionati dai servizi di prevenzione, 1832 gli studenti positivi e 21.657 quelli in quarantena. 169 e 1593 invece rispettivamente insegnanti e personale scolastico contagiati e in isolamento. La fascia più colpita è quella della scuola secondaria, scuola primaria e secondaria abbastanza uguale, primaria e secondaria di secondo grado. E a proposito di fasce d'età in cui si registra una maggiore incidenza del contagio, significativi i dati che emergono. Quella che cresce di più è la fascia 0-14 e l'altra, quella tratteggiata, che è quella seconda, insomma per capirci, è la fascia 15-24. La fascia degli over 80 risulta invece la meno colpita, frutto delle vaccinazioni che hanno inizialmente interessato proprio questa popolazione. E sul fronte campagna vaccinale, che vedrà a breve coinvolti anche i farmacisti, si pone ora il problema della tipologia di siero che potranno somministrare, perché abbassandosi l'età da vaccinare si potranno utilizzare solo dosi che prevedono la catena del freddo. Le regioni porranno la questione martedì in Commissione Sanità, mentre anche il commissario Figliuolo starebbe ragionando su una nuova forma di distribuzione alle farmacie. Anche per una distribuzione eventualmente specifica alle farmacie, invece della distribuzione regionale, una distribuzione che parte a livello nazionale, però non si capisce, insomma, è solo si è sentita insomma in discorsi che si sono fatti, ma non c'è stato nessun incontro, niente.